Villa Priolo. È l'unica frazione di Villarosa in provincia di Enna. Centro agricolo posto nel cuore della Sicilia centrale, si distingue e vanta diversi tipi di coltivazione di importanza storica, tipicamente mediterranea, grano, olive e mandorle, anche per l'allevamento di bestiame e cavalli. Le abitazioni di questo piccolo centro sono state trasformate in vere e proprie case museo, dove si può conoscere ed ammirare le origini e le tradizioni di Sicilia, specchio fedele della storia agricola e mineraria. Fu fondata nel 1515 e successivamente distrutta da un terremoto nel 1693. Si conferma l'esistenza della prima comunità composta da un centinaio di case con 1 migliaio di abitanti, dopo il terremoto che distrusse il piccolo centro. L'acqua, elemento primo per la sopravvivenza, veniva pagata a caro prezzo al carro botte, che passava 2 o 3 volte al giorno. Chi era più fortunato e possedeva un mulo si recava nelle vicine sorgenti di Contrada Gennaro. Questo via vai durò fino al 1916, anno in cui ebbe inizio il primo impianto idrico con la costruzione della prima vasca di raccolta e le installazioni delle prime fontanelle ad uso pubblico sparse per il paese. Mentre la prima illuminazione pubblica ebbe inizio solo intorno al 1913, anno in cui vennero installate le prime lampade ad acetilene. L'economia di Villa Priolo è basata sul settore primario. Agricoltura e pastorizia sono infatti la spina dorsale delle attività imprenditoriali presenti.